Sofia Merighini sono protagonisti di questa terza esibizione di questo pomeriggio sportivo. Anche per loro 3 riprese da 2 minuti ciascuna, sempre Gian Antonio Canzian, arbitro international internazionale di origine. Questa esibizione prima ripresa dell'esibizione. Finisce così la prima ripresa dell'esibizione femminile tra il pugilato femminile tra Alessia Ruaro e Sofia Merighini. Nuovamente rammento che sono 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Subito dopo Gabriel Denagnese ed Andrea Zamboni. Attenzione,
Sofia Menighini. Prossima esibizione si trovano Gabriele Delagnesi e Tamara Zamboni. Vorrei dare anche una notizia extra pugilistica, se qualcuno è appassionato di Formula 1. La pole position del premio Singapore è stata ottenuta da Charles Leclerc, terza pole position di fila per il pilota monegasco. Attenzione, fuori in secondi. Terza e ultima ripresa. Alessia Ruaro e Sofia Menighini. Un bel applauso per due atlete dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Tra poco le premieremo e chiamiamo per consegnare i premi agli addetti il vicepresidente dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga, Roberto Campos Sampiero, ormai abituale al ring in questa giornata pugilistica. Applauso a Roberto Campos Sampiero. Proclamazione Gian Antonio Canzià. Bel applauso ai due atlete, Alessia Ruaro e Sofia Menighini, che verranno premiate dal vicepresidente dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga, Roberto Campos Sampiero. È Laura che sta fotografando, fotografo ufficiale per questo pomeriggio sportivo qui al centro commerciale Verona 1. Bene, vogliamo le due atlete. Dopo le foto potete scendere. Grazie per l'esibizione. Gian Antonio Canzià resta sul ring sempre. Sì, resta sempre sul ring. È il momento della quarta esibizione di questo pomeriggio.